Il ritratto della crisi. Veneto Lavoro dipinge la brutta faccia della recessione in tutte le sue sfaccettature. Il pennello è quello del rapporto sul mercato del lavoro che abbozza più ombre che luci. Indicatori tutti negativi. Le aziende chiudono. Dall'inizio della crisi nel 2008 il Veneto ha perso 80.000 posti di lavoro, 15.000 solo nell'ultimo anno. Disoccupazione al 6,7% con 250.000 persone che ricevono una forma di sostegno al reddito che in futuro sarà sempre più difficile garantire. Dobbiamo per forza ragionare in un altro modo, non ci saranno più ammortizzatori sociali sufficienti, non ci saranno più sussidi capaci di generare nuovi posti di lavoro. Il Veneto cerca le eccellenze, le imprese da usare come modello per dipingere un'altra faccia, non quella della crisi ma quella della ricrescita. Ci sono dei modelli che funzionano e bisogna analizzarli e la Regione ha il compito da una parte di semplificare la vita alle imprese. Se non c'è un'impresa che cresce e che assume non c'è un posto di lavoro in più. Come imprenditore mi dispiace chiaramente che che la crisi sia arrivata così prepotentemente anche nella nostra Regione, ma d'altro canto finché il mondo non cambia modello su cui si è basato fino adesso rischiamo che le cose andranno anche peggio. Il governatore Luca Zaia apre la cassaforte della regione, la finanziaria Veneto Sviluppo, 750 milioni di euro per bloccare l'emorragia economica e salvare il salvabile. Noi oggi interveniamo semplicemente per un motivo, non perché ci sia la necessità di avere una finanziaria regionale, la necessità nasce dal fatto che il governo non dà risposte. 750 milioni di euro per 3.000 imprese, ecco come lubrificare i meccanismi dell'economia veneta arrugginiti dalla crisi. Soldi freschi, soldi in contanti per ridare ossigeno al sistema produttivo, per finanziare progetti, per riconquistare barlumi di futuro.